Telespettatori, ben ritrovati al nuovo numero di Penalty, tutto il calcio di cui il calcio vero non parla mai, l'appuntamento che settimanalmente vi racconta la domenica sera, in replica anche tra l'altro alle 23 e domani mattina alle 8, tutti i risultati, le classifiche, i commenti sul calcio dilettantistico siciliano. Un saluto alla nostra prima penaltina. Buona domenica. Finalmente ti sei rimessa, nel senso che adesso è andata via finalmente la benissimo, febbre, il raffreddore, sì, però abbiamo l'altra penaltina che purtroppo è malata e salutiamo perché ciao è a Annalisa. casa. Ciao Annalisa. E mi metto subito da questa parte perché devo salutare naturalmente Carmelo Puglisi, il nostro commentatore ufficiale per quanto riguarda il campionato di interregionale di eccellenza. Ciao Carmelo. Buonasera a te, buonasera a tutti. E insieme a Carmelo abbiamo Giuseppe Savanarola, attaccante del Paternò. Ciao, ben trovato. Grazie. E insieme a lui abbiamo la presenza oggi in questo numero di penalty di Salvo Arcidiacono, che è il segretario provinciale del comitato catanese dell'Associazione Italiana Allenatori. Ciao Salvo, grazie per aver accettato il mio invito, anche perché dobbiamo parlare di una cosa importante che tra poco ci illustrerà in maniera come al solito chiara e diretta. Impostazione internet abbiamo, almeno in questa apertura, il nostro Dario Giuffrida. Ciao Dario, ben ritrovato. Diamo subito i riferimenti per mettersi in contatto con noi di Penalty. Allora, ci sono diversi riferimenti, quindi cominciamo con info@programma penalty, poi c'è anche il muro sul sito www.programmapenalty.it, quindi basta registrarsi per poter interagire con la community del programma. Questi sono i riferimenti, c'è anche il profilo Facebook, ovviamente, basta cercare Programma Penalty e si aprirà il mondo della trasmissione sul calcio dilettantissimo. È vero. E vogliamo anche ricordare una cosa molto importante, che oggi sono iniziati i campionati di seconda categoria, che nella parte finale della trasmissione illustrerai come al solito in maniera straordinaria. Grazie e buon lavoro anche a te, come del resto il buon lavoro lo abbiamo già diciamo, dato ai nostri collaboratori che dietro le quinte lavorano affinché andiamo in diretta a partire dalle 19 qui su Sesta Rete di Catania, perché devo dire che c'è un lavoro incredibile alle spalle delle nostre trasmissioni per racimolare chiaramente i risultati, le classifiche e anche gli ospiti che come al solito vanno sempre ricevuti alla grande. Ma prima di iniziare la nostra trasmissione abbiamo il primo break pubblicitario dedicato interamente a uno dei nostri sponsor partner, ovvero il Gruppo Paglia. Anche se siamo nell'era digitale, il biglietto da visita continua ad essere di fondamentale importanza. La professionalità del tuo biglietto da visita è Business Card, esclusiva del Gruppo Paglia. Gruppo Paglia, servizio stampa, qualsiasi quantità, qualsiasi dimensione, in 24 ore, in tutta Italia, senza spese di spedizione. Gruppo Paglia, servizio stampa, cartoleria, oggettistica, gadget, grande assortimento di penne Parker, Basile, Waterman. Gruppo Paglia a Catania, al 19 ed al 204 di via Vittorio Emanuele, Corso delle Province 129. Offertissime di fine anno. Calendario olandese a partire da 55 centesimi. Calendario illustrato a partire da 70 centesimi. Ogni 500 calendari, 1000 biglietti da visita in omaggio. Agende giornaliere personalizzate, 3 euro. Maxi offerta, 1000 biglietti da visita plastificati fronte retro a colori a 34,90 euro. Eccoci rientrati in studio e diamo apertura ufficiale a questo terzo appuntamento di Penalty e la parola la diamo alla nostra Lorena, che dà subito il quadro completo dei risultati e naturalmente anche della classifica e del prossimo turno del campionato interregionale siciliano. Ad Agropoli, Nissa 1-0. A Messina, Città di Messina, Cosenza 3-2. A Paola, Comprensorio Montalto, Messina 1-1. A Paternò, Comprensorio Normanno, batte Licata 3-2. A Vallo della Lucania, Gelbison, Savoia 3-1. A Noto Acireale 0-1. A Palazzolo Acreide, Palazzolo Cavese 3-1. A Ribera Ragusa 2-2. E a Vibo Valencia, Vibonese Sambiase 2-0. Dopo la sesta giornata abbiamo una nuova squadra che pilota questo girone I del campionato interregionale. Parliamo della squadra del Gelbison. Guardiamo insieme comunque la classifica al completo.
In vetta troviamo Gelbison con 14 punti, seguono Cosenza e Messina 13 punti, Savoia 12, Ragusa e Vibonese 11 punti, Sambiase e Città di Messina 10 punti, Agropoli e Comprensorio Normanno 9, Comprensorio Montalto 7 punti, Ribera 6 punti, Cavese, Noto, Palazzolo e Acireale 4 punti, Nissa 3 punti, troviamo ultima in classifica Licata con 2 punti. Il prossimo turno si svolgerà chiaramente fra 7 giorni, il 14 di ottobre del 2012, saranno queste le partite che si disputeranno: Messina Comprensorio Normanno, Aciriale Agropoli, Licata Palazzolo, Nissa Ribera, Cosenza Comprensorio Montalto, Cavese Vibonese, Ragusa Città di Messina, Sambiase Gelbison ed infine Savoia Noto. Allora Carmelo, nuova squadra che a questo punto pilota questo campionato di interregionale, dopo la squadra del Cosenza adesso il Gelbison in testa. Cosa succede nel campionato di interregionale questa settimana? Giornata importante e sorprendente perché si fermano le protagoniste, il Savoia perde appunto sul campo della nuova capolista il Gelbison Cilento, il Messina non va oltre l'1-1 a Paola contro il Comprensorio Montalto e il Cosenza addirittura impatta al Celestre contro il Città di Messina, perde 3-2 contro il Città di Messina di Pasquale Rando, anche se oggi la cornice la meritano le due squadre etnee, la Cireale espugna il campo del Noto e soprattutto il Paternò dopo 3 turni torna alla vittoria battendo al Falcone Borsellino il Licata proprio grazie ad una doppietta del nostro ospite di Peppe Savonarola. È andato proprio a fagiolo oggi la presenza Gli abbiamo di portato Savonarola. un po' di fortuna. Gli abbiamo portato buona fortuna. E beh, una battuta subito immediata. Che partita è stata oggi? Ma sicuramente è stata una partita difficile perché il Licata, pur avendo 2 punti in classifica, essendo l'ultima, è una squadra tosta con giocatori di categoria. Diciamo che è stata una partita maschia, siamo stati bravi a sopperire allo svantaggio e a ribaltare il risultato che ci ha portato a questa vittoria che mancava dalla prima giornata. Che Serve, aiuta, ricarica molto l'ambiente, serve, no? serve al morale, serve all'ambiente, serve soprattutto a noi a farci capire che siamo una squadra importante. Dove vuole arrivare questo Comprensorio Normanno che poi alla fine è il Paternò, diciamolo pure? Ma questo Paternò viva alla giornata, come ci dice il mister, il campionato di Serie D soprattutto quest'anno è molto livellato, sì. Ci sono ottime squadre, le napoletane soprattutto, e quindi noi ci alleniamo durante la settimana duramente, viviamo alla giornata e speriamo di fare un buon campionato. La società vi è vicina? Sì, sicuramente la società è vicina, è una società nuova che è normale, deve crescere anche essa, quindi... I tifosi hanno compreso che questo è un piccolo progetto che deve crescere di settimana in settimana? Penso Oppure che... pretendono subito? Perché insomma la piazza di Paternò, Carmelo, lo sai, è una piazza che vuole subito quasi tutto. Tra l'altro su questo progetto comunque ci sono anche delle difficoltà perché l'esperienza insegna che trasferire i titoli, portare un titolo da Drano a Paternò non è un'operazione semplice, ci vuole del tempo per assemblare la squadra, la presenza di Pippo Strano in panchina ha garantito un minimo di continuità. Diciamo però pure che è fondamentale secondo me in questa fase. Sì, sicuramente l'allenatore giusto al posto giusto. Io invece però volevo coinvolgere Peppe su 2 aspetti. Oggi era un crocevia importante per voi perché avevate fatto solamente 2 punti nelle ultime 3 partite e eravate in un momento in cui la squadra dopo un inizio brillante appariva stanca. Vincere oggi è importante, anche se il dato che emerge anche dalla partita di oggi è che dietro prendete qualche gol di troppo, c'è ancora da registrare. Avete un'ottima intesa tu con Mattia Mastrolilli, davanti i meccanismi ci sono, dietro l'impressione che ci sia qualcosa da registrare. Ma sicuramente come in ogni squadra, se non funziona la difesa magari forse dovremmo dare anche noi una mano davanti. Soffrono poi tutti i reparti, infatti, no? Comunque i numeri sono quelli che abbiamo subito troppe reti e soprattutto anche troppi rigori a sfavore. Però come hai detto tu, noi abbiamo un mister molto tenace che durante la settimana ci insegna tante cose, soprattutto caratterialmente, e quindi siamo soddisfatti del nostro lavoro finora. Peppe, invece ti aspettavi la vittoria oggi della Cireale a Noto? Sì, io da Acese mi aspettavo. Calciatore tifoso, e per loro lo speravo perché lì ho tantissimi amici, l'anno scorso sono stato lì,
quindi speriamo che ho giocato pure a nuoto, però non me ne voglia. Giuseppe, volevo sapere però una cosa importante, la settimana prossima ci sarà una partita difficile con il Cosenza però, A Messina andiamo. Ah sì, scusa, ho E la sbagliato, prossima con Messina. col Cosenza in casa. Ah sì, no, ho confuso La la prossima giornata, Cosenza in casa, sì. sì. Vabbè, però sono due partite difficili perché sì. insomma il Messina, a detta di tutti, è sicuramente una squadra Candidata a vincere il candidata a campionato insieme vincere, al Cosenza. attrezzatissima, e quindi sarà una partita probabilmente difficile, Sì, no? noi abbiamo giocato, li abbiamo già incontrati in Coppa Italia, Sì. abbiamo perso, però sinceramente a mio parere è a testa alta. È normale che li rispettiamo perché hanno giocatori di categoria superiore e quindi però andremo lì a giocarci senza paura. Mi piace questa Probabilmente atmosfera meglio da di ora battaglia. affrontare il Messina, meglio di ora non c'è perché la squadra è in affanno. E l'impressione, questa è una mia opinione, che l'ambiente stia un po' pagando l'approdo di Lo Monaco a Palermo. Anche io ho questa impressione. Abbiamo forse qualche cosa da chiedere al nostro ospite da Paternò, forse sono arrivate... Perché al nostro ospite, a Carmelo, Ah. Abbiamo una domanda proprio per Carmelo perché ci ha postato adesso su info@programmapenalty.it Marco Messina da Cireale, quindi è un tuo concittadino ma anche un appassionato di Serie D, infatti ha visto la classifica della categoria, ha visto che nelle ultime posizioni Nissa, Licata, Nota, Cireale e Palazzolo, quindi ovviamente in ordine non esatto. Poi c'è anche il Ribera a 6 punti. C'è anche il Ribera, comunque un calcio siciliano per quanto riguarda l'interregionale un attimino in affanno, in sofferenza. C'è il rischio che questo sia il trend di tutta la stagione? Vuole sapere Marco, che ovviamente salutiamo. Io credo e mi auguro di no. Oggi abbiamo avuto segnali importanti come ad esempio la vittoria del Palazzolo che ha battuto in casa un avversario sgorbutico come la Cavese. Peppe prima di arrivare in trasmissione mi confermava quello che poi ha detto in onda, che oggi non ha visto un Licata tutto da buttare, anche loro hanno qualche problema dietro, ma è una squadra che secondo me con 2 o 3 correttivi giusti a dicembre si può Non ci salvare. dimentichiamo che E siamo la ancora alla sesta Nissa, siamo alla giornata, sesta giornata e a questo punto approfitto della domanda anche per una nota sulla Nissa che ha perso ad Agropoli, ma anche lì non è tutto da buttare. Secondo me le siciliane, se arrivano a dicembre e prendono ognuna 2 o 3 innesti giusti, arriveranno a fare cambia qualcosa. un mercato intelligente. Secondo me non è per niente tutto da buttare. Volevo chiudere questa parentesi del campionato interregionale facendo una domanda anche all'altro nostro ospite, Salvo Arcidiacono, segretario del comitato provinciale dell'associazione allenatori. Non vogliamo parlare dell'evento che farete, voglio parlare solamente in questo momento dell'interregionale. Il Messina super attrezzato, super organizzato, questa figura di Lo Monaco che c'è, non c'è, insomma tutto questo potrebbe essere anche un danno per la squadra perloritana? Ma sai Ettore, un danno fino a un certo punto, perché chi gioca sono i giocatori, vanno in campo i giocatori. Naturalmente, come diceva Savonarola, hanno giocatori di categoria superiore, ma nel campo sono 11 contro 11, quindi può essere che magari il Paternò, non avendo giocatori così importanti magari come ce l'ha il Messina, riesce a spuntarlo in un campo ostico come quello di Messina. Ho capito, va bene, ti ringrazio Salvo. A questo punto Lorena siamo pronti per il campionato di eccellenza. Sono come al solito 2 gironi che noi trattiamo, anche perché sono soltanto 2 gironi siciliani, il girone A e il girone B. Parliamo subito del girone A con i risultati della giornata. A te Lorena. A Casteltermini, Atletico Campofranco batte Marsala per 3-0. A Bagheria Leonfortese 2-1. A Cammarata Camarat Alcamo 1-1. A Mazzara del Vallo Mazzara Monreale 1-2. A Palermo Parmonval San Giovanni Gemini 0-0. A Raffadali Acragas 0-1. A Custonaci Riviera Marmi Valderice 2-0 e a San Cataldese batte Folgore Selinunte per il risultato di 3-1. Quinta giornata del campionato di eccellenza, quinta vittoria consecutiva della squadra di Rigoli che consolida ancora di più la vetta, in testa con 15 punti l'Acragas nel girone A. Ma guardiamo la classifica. In vetta difatti troviamo Acragas con 15 punti, segue Atletico Campofranco 12 punti, Camarat 11, Raffadali e San Giovanni Gemini 10 punti, Mazzara e Alcamo 8, Leonfortese e Parmoval 7 punti, Monreale e Riviera Marmi 5 punti,
Valderice, Bagheria e San Cataldese 4. Folgore e Selinunte 1 punto. Ultima in classifica troviamo Marsala con 0 punti, ricordiamo in Marsala con 1 punto di penalizzazione. E diamo anche lettura del tabellino del prossimo turno che come anche quello dell'interregionale si svolgerà domenica prossima, domenica 14 ottobre 2012, queste le partite in programma: Akragas Mazzara, Alcapo contro Atletico Campofranco, Folgore Selinunte Riviera Marmi, Leonfortese Parmonval, Monreale Camarat, San Giovanni Gemini Raffadali, Marsala San Cataldese ed infine Valderice Bagheria. Prima di parlare del girone B, un quadro veloce del girone A che già alla quinta giornata probabilmente ha già delimitato in maniera forte e chiara quale sarà la squadra da battere o quantomeno da fermare in questo girone. I risultati di oggi dicono sull'Akragas ormai che si stia viaggiando a vele spiegate per un campionato di vertice, lo dicono i numeri, però i risultati di oggi sono indicativi perché l'Akragas è andata a vincere contro una diretta concorrente quale può essere Raffadali, ma soprattutto tutte quelle che dovrebbero essere le inseguitrici si sono tolte punti a vicenda, come ad esempio il pari tra Camarat e Alcamo, il Mazzara che perde in casa, lo 0-0 fra Parmonval e San Giovanni Gemini, mentre ormai è ufficialmente aperta anche la crisi della Leonfortese di Gaetano Mirto che non vince da 3 punti e ha perso a Bagheria contro una squadra di bassa classifica. E questa è una cosa molto molto strana perché insomma la Leonfortese era partita con un obiettivo chiaro, non dico di stravincere questo girone, ma di essere un'assoluta protagonista. Adesso tutto bisognerà vedere se a dicembre la dirigenza, che aveva tanti progetti ambiziosi, a dicembre avranno ancora la voglia di investire oppure ci sarà un passo indietro. Quest'anno si retrocederà su un anno di assestamento e saranno rinviate le ambizioni a un futuro prossimo. Savaranola, a questo punto parliamo di quest'Akragas. Rigoli ancora una volta super vincente. Non c'è niente da fare, dove lo metti vince. Io se lo conosco abbastanza bene, alle spalle ha diversi campionati già vinti, sì. A Modica, l'anno scorso a Ragusa, quindi poi Per non parlare dei tempi del Belpasso sì, e quelli anche non me li ricordo però. Del Mister Bianco. No, l'Akragas ha una squadra veramente di categoria superiore, giocatori importanti come Contino, come Pellegrino, Arena, e quindi penso proprio che non avrà difficoltà a vincere questo Tra campionato. l'altro, parentesi, visto sì, che abbiamo riaperto il capitolo Rigoli, tra l'altro questa settimana è stata una settimana importante perché ha iniziato il supercorso al Coverciano con Andrea Stramaccioni a pochi metri. Quindi, bella soddisfazione per un allenatore siciliano che con i risultati insomma si è portato avanti e gli auguriamo veramente tantissima fortuna. Degli allenatori non voglio parlare, Salvo, tu hai sorriso quando abbiamo detto degli allenatori. No, tra l'altro mi complimento con Rigoli perché tra l'altro è uno dei premiati sì, di domani, infatti, che sarà presente però all'evento. Bisogna dire che anche dietro a Rigoli sicuramente c'è un grande lavoro del preparatore che è Alessandro Russo, che ringrazio perché... Voglio dire anche una cosa importante, e penso che questo un po' tutti saranno d'accordo. Indubbiamente le qualità dell'allenatore sono fondamentali, ma non ci dimentichiamo che sono anche i giocatori che fanno certe volte l'80% del successo di un risultato o quantomeno di un campionato in genere. Forse 80 è un po' esagerato, ma nel 70-60... Però diciamo che in questo caso, ti interrompo, è importante anche la società, perché hai giocatori importanti, sappiamo che qualche spesa in più ce l'hai e quindi devi avere una società che ti supporta alla grande. Bene, proseguiamo e adesso parliamo del girone B del campionato di eccellenza. A te la parola, Lorena, con i risultati e la classifica di questa quinta giornata. Ad Aci Sant'Antonio, città di Vittoria 0-0. A Gela, Atletico Gela, Tiger 1-1. A Pachino, città di Rosolini, batte San Gregorio 3-0. A Comiso, Modica 1-3. A Mascalucia, Mister Bianco, Atletico Villafranca 1-0. A Barcellona Pozzo di Gotto, Nuova Igea, Real Avola 1-1. A Capodorlando, Orlandina, Due Torri 1-1. E a Taormina, Mazzarà 2-3. Seppur pareggiando sul difficile campo dell'Aci Sant'Antonio, il Città di Vittoria continua ad essere ancora la squadra leader di questo girone B del campionato di eccellenza. Guardiamo la classifica.
Prima in classifica Città di Vittoria con 10 punti. Seguono Tiger, Orlandina, Modica e Mister Bianco 9 punti. Aci Sant'Antonio e Due Torri 8 punti. Nuova Igea e Mazzarà 7 punti. Comiso e Atletico Villafranca 5 punti. Taormina e Città di Rosolini 4. Atletico Gela 3 punti e ultimi in classifica San Gregorio e Real Avola 2 punti. Ricordiamo Mister Bianco 2 punti di penalizzazione. È da notare che con questi 2 punti di penalizzazione che in questo momento non ha in classifica il Mister Bianco, se ce l'avesse avuti a questo punto sarebbe veramente la squadra leader di questo girone B del campionato di eccellenza. Diamo lettura del tabellino, prossimo turno, anche questo, domenica prossima, Atletico Villafranca, Città di Rosolini, Città di Vittoria contro Atletico Gela, Due Torri Aci Sant'Antonio, Mazzarrà Comiso, Modica Orlandina, Real Avola Mister Bianco, San Gregorio Taormina ed infine chiuderà Tiger contro Nuova Igea. Carmelo, ho detto bene, con questi 2 punti a questo punto il Mister Bianco sarebbe in vetta in questo girone B del campionato di eccellenza. Hai detto benissimo. Tra l'altro, scusami se ti interrompo, possiamo già far vedere anche alcune immagini della partita vinta dal Mister Bianco proprio oggi contro l'Atletico Villafranca. Nel frattempo il tuo commento. Il Mister Bianco sta realmente stupendo tutti, tra l'altro Ettore, per introdurre un'analisi sul girone B di eccellenza va detto che i 2 punti di penalizzazione del Mister Bianco non sono l'unica modifica su questa classifica. Infatti in settimana il giudice sportivo ha dato la vittoria a tavolino al Taormina con la gara con il Due Torri, era terminata 2-2 sul campo, il Due Torri ha schierato un giocatore squalificato e quindi il Taormina ha avuto 3 punti in più in classifica e il Due Torri 1 in meno. Certamente il Mister Bianco sta stupendo tutti, la squadra di Coppa non offre un grandissimo calcio, anche oggi così come nell'altra gara interna con la Nuova Igea ha sofferto molto contro un Atletico Villafranca molto tignoso, però è una squadra che ha già una sua fisionomia, ha mantenuto l'intelaiatura dell'anno scorso e quindi riesce a quel pizzico di cinismo giusto che gli sta consentendo di fare risultati. E sulla Tiger? La Tiger è un'ottima squadra che può dire la sua in previsione per le... Ha pareggiato a Gela, ha pareggiato a Gela, però tanto rammarico, soprattutto per la prima in panchina di Santino Bellinvia che in settimana ha sostituito Nardi, perché il Tiger aveva 2 uomini in più, l'Atletico Gela giocava in 9 e ha pareggiato con un gol del portiere Camiolo l'Atletico Gela esattamente al 92esimo in pieno recupero, quindi anche il Brolo sta buttando diversi punti, è una squadra che comunque fino all'ultimo potrà lottare per le prime posizioni. Oggi dobbiamo sottolineare anche la vittoria del Modica che ha vinto il derby con il Comiso e si rilancia anche la squadra di Sebbi Catania per le prime posizioni. Però dobbiamo sottolineare anche che in questo momento il San Gregorio non riesce a fare punti, un'altra sconfitta. Cosa sta succedendo a San Gregorio? Stanno pagando lo scotto di questo trapasso dalla promozione all'eccellenza? Secondo me non sta succedendo niente, Ettore. Il San Gregorio deve fare questo campionato, dovrà soffrire fino all'ultimo, anche il terzultimo posto che ti consente di arrivare ai play-out è già un obiettivo minimo. Quest'anno a questa squadra, la società del presidente Blatti e a mister Malaguarnera non possiamo chiedere nulla, faranno il loro campionato, lotteranno fino alla fine, per loro è un campionato di speriamo sofferenza. Bene, allora, speriamo bene. Peppe, tu da diversi anni giochi in Serie D, però l'eccellenza la segui, un tuo giudizio su questo torneo? Ma qui secondo me le squadre che potranno vincere il campionato, anche se siamo all'inizio, giustamente non... Però la Tiger e il Modica forse hanno qualcosina in più degli altri. Non stai puntando sul Vittoria allora? Come? Non punti sul Vittoria in questo momento? Secondo me no. Alla lunga secondo me il Modica, anche perché conosco qualche giocatore del Modica, secondo me alla lunga è la squadra che potrà vincere il campionato. Poi ci saranno sicuramente come sempre le sorprese. Certo. E il Mister Bianco sperando essere. Che insomma duri questo momento positivo, no? Cioè, noi ce l'auguriamo, Coppa sicuramente comunque ci mette quell'entusiasmo che è fondamentale in queste categorie. Sì, dico bene, Salvo, l'entusiasmo, la grinta, la voglia di mettersi in mossa sia come allenatore sia come squadra. Il Mister Bianco sicuramente sai, il Mister Bianco era partito col cambio allenatore, è ritornato in macello, però si trova adesso lì. Erano partiti oggettivamente male. Quindi vuol dire che qualcosa di fondo c'è. Dario, abbiamo qualche domanda da formulare al nostro ospite, ai nostri ospiti?
selezionarle. Abbiamo una per il nostro ospite che appunto è stata postata da Pino Scandurra, che chiede come ti appresti a preparare una partita importante come quella di Messina, che è una piazza importante, quindi un incontro sicuramente un attimino diverso rispetto agli altri, è una piazza piena di attese. Se cambia Messina, Cosenza, abbiamo sentito, sono le prossime 2 tappe del vostro campionato. Bisogna mettere qualcosina in più sia in settimana quando ci alleniamo, sia la domenica, perché giustamente queste squadre hanno qualcosina in più e ti metteranno sicuramente in difficoltà, però noi dalla nostra, come ho detto, dobbiamo far sì di portare il massimo dei punti che possiamo portare a casa. È normale, durante la settimana uno bisogna essere concentrato, ascoltare il mister, e sicuramente affrontando il Messina dovrà essere questa la settimana da fare. Insomma, sarà una settimana dura, Strano vi sicuramente metterà sotto questo punto. Va bene. Un'altra domanda, questa invece per... Veloce, perché poi andiamo in pubblicità, perché così chiudiamo la parentesi interregionale ed eccellenza. Una provocazione di Domenico Mancuso dice: questo Taormina del girone B d'eccellenza rischia di essere meno accreditato del Taormina di prima categoria? Che domandona! Allora, sono due dimensioni diverse. Sono 2 dimensioni diverse. Il Taormina da anni, il Taormina di eccellenza da anni investe sui giovani. Quest'anno secondo me il rischio che, specie a centrocampo, la formazione di Decento è un po' carente. Loro in settimana hanno preso Giuseppe Grasso, ex Adrano ed ex Primavera del Catania, ma fondamentalmente alcuni giocatori che sono partiti tra difesa e centrocampo secondo me non sono stati adeguatamente sostituiti, e quindi sta pagando un po' di inesperienza. Ho capito, va bene. Abbiamo quindi concluso il quadro del campionato di eccellenza, precedentemente abbiamo chiuso anche quello dell'interregionale. Ci fermiamo, abbiamo la prima pausa pubblicitaria e poi riprenderemo per parlare del campionato di promozione, sempre qui a Penalty. Penalty, tutto il calcio di cui il calcio vero non parla mai, l'appuntamento dedicato interamente ai risultati, alle classifiche, ai commenti sul calcio dilettantistico siciliano, dal campionato di interregionale sino al campionato di seconda categoria. Insomma, in questa maniera possiamo veramente capire qual è tutto il movimento calcistico dilettantistico appunto della nostra Sicilia. Diamo il benvenuto in postazione qui con noi, insieme ai nostri 2 ospiti che sono rimasti, ad Alessio Di Mauro. Ciao Alessio. Ciao Ettore, buona domenica. Campionato di promozione con i 4 gironi. Sì. È successo qualcosa di particolare? Tanti gol come ogni domenica. Come ogni domenica. Benissimo, allora a questo punto diamo subito lettura dei risultati, così avremo modo anche di discuterne con i nostri ospiti che sono rimasti anche in questa seconda mezz'ora. Girone A del campionato di promozione, a te la parola Lorena. A Corleone, Atletico Corleone, Salemi 3-1. A Canicattì, Canicattì batte Città di Terrasini per il risultato di 5-0. A Carini, Città di Carini, Mussomeli 3-1. A Trapani, Dattilo, Campobello di Mazzara 2-0. A Marsala, Strasatti, Serra di Falco 3-2. A Partinico, Partinica Audace, Skanderberg Piana 1-1. A Favara, Profavara Aragona 2-0. E a Sciacca, Sciacca batte Cianciana 4-2. Sono 2 le squadre in questo momento in vetta nel girone A del campionato di promozione, ovvero il Canicattì e il Profavara. Sarà veramente una situazione particolarmente interessante anche già dalla prossima settimana. Ma guardiamo la classifica completa del girone A. Prima in classifica Canicattì e Profavara con 13 punti. Seguono Sciacca 10 punti. Dattilo e Serra di Falco 9 punti. Atletico Corleone e Partinic Audace 8 punti. Strasatti e Città di Terrasini 7 punti. Campobello di Mazzara e Città di Carini 5. Cianciana e Skanderberg Piana 4 punti. Aragona e Salemi 3 punti. Ultima in classifica Mussomeli con 2 punti.
Il Canicattì che vince con ben 5 gol lo scontro con la squadra di Terrasini, insomma candidata a questo punto a stravincerlo questo campionato, anche se è in vetta col Pro Favara. Assolutamente sì, Canicattì e Pro Favara camminano a braccetto in testa alla classifica a 13 punti. Oggi vittoria rotonda per il Canicattì che vince 5-0 contro il Città di Terrasini. Farei attenzione anche allo Sciacca che è alle spalle di queste due corazzate a 10 punti, che oggi ha vinto per 4-2. La curiosità di questo girone è che oggi non c'è stata neppure una vittoria esterna, tutte vittorie interne, eccezione fatta per il Partino Audace che ha pareggiato con lo Skanderberg. Perfetto, a questo punto il girone B, sempre del campionato di promozione, poi del girone C e del girone D, insomma avremo modo di parlarne moltissimo, avremo anche parecchie immagini e con i nostri ospiti capiremo anche qual è il termometro del campionato di promozione, che comunque è sempre molto intenso sino alle ultime giornate. Girone B, Lorena, risultati e classifica. A Palermo, Cus Palermo, Igea Virtus 1-1. A Terme Vigliatore, Ciappazzi, Delfini, Vergine Maria 1-0. A Collesano, Spada Forese 1-2. A Palermo, Equip Palermo, Cefalù 0-2. A Patti, Montemaggiore 2-4. A Termini Imerese, Real Calcio, Sacro Cuore Milazzo 1-0. A Sant'Agata di Militello, Sant'Agata, Rocca di Caprileone 1-1 e a Torregrotta, Mamertina 3-2. Cefalù in testa ma soltanto con un punto di vantaggio, per cui insomma classifica apertissima, classifica completa, letta come al solito da Lorena. In vetta troviamo Cefalù con 11 punti, segue Montemaggiore 10 punti. Sant'Agata, Torregrotta, Real Calcio e Ciappazzi 9 punti. Rocca di Caprileone 8 punti. Igea Virtus e Spada Forese 7. Patti 6 punti. Sacro Cuore Milazzo 5. Mamertina 4 punti. Equip Palermo e Cus Palermo 3 punti. Delfini Vergine Maria 2 punti e ultima in classifica Collesano con 1 punto. Il Cefalù è in vetta, ha vinto fuori casa. Com'è la situazione del Cefalù? Forse credo che sia una squadra che ancora deve comunque giocarsi le sue carte in maniera forte e dichiarata in questo girone del campionato di promozione. Sicuramente sì, oltre il Cefalù c'è anche il Montemaggiore che insidierà la corsa al titolo. Comunque tra i 4 questo è il girone sempre più equilibrato, perché nel giro di 4 punti ci sono 7 squadre. Oggi, come abbiamo detto, Cefalù e Montemaggiore hanno vinto in trasferta rispettivamente con l'Equip Palermo e il Patti, mentre delude ancora l'Igea Virtus che non è andata oltre l'1-1 contro il Cus Palermo, quindi non è riuscita a dare continuità a quella vittoria aveva raggiunto domenica scorsa. Perfetto. Prima della pausa pubblicitaria io voglio fare una battuta insieme a Savanarola, perdonami, è un po' difficile, non sembra neanche un cognome siciliano. Campione di promozione però dove ci sono parecchie squadre importanti, no? Cefalù, lo stesso Canicattì, Igea Virtus, quindi vuol dire che comunque è un campionato da attenzionare, perché comunque sono tutte squadre che hanno veramente una grande voglia di mettersi in evidenza in questo campionato, sperando magari di essere protagonisti del prossimo in eccellenza. Sì, sicuramente non seguo moltissimo questo girone, però vedo che ci sono veramente l'Igea Virtus, secondo me avrà sicuramente una buona squadra come il Cefalù. E quindi, c'è Sciacca anche, insomma, vecchia tradizione del calcio importante. Come hai detto tu, è un campionato veramente livellato dove daranno filo da torcere alle squadre che sono in vetta. È vero, è vero. Benissimo, allora ci fermiamo dopo aver dato quadro completo dei 2 gironi di promozione. Dopo la pubblicità ritorneremo in studio e parleremo del girone C e del girone D, appunto sempre del campionato di promozione. A tra poco.
Eccoci rientrati in studio e come per magia scompare Lorena e compare Giada. Buona domenica a tutti. Ben ritrovata anche a te e tra Grazie. poco letture del girone C e D del Sì, campionato di di promozione. promozione. Nel frattempo voglio salutare anche colui che invece si trova in possessione internet dopo Dario Giuffrida e la volta di Salvo Angemi. Ciao Salvo, ben ritrovato anche a te. Vogliamo ricordare un attimo come al solito i riferimenti per mettersi in contatto con noi di Penalty? Sì, sono sempre quelli, semplicissimi. Allora, info@programmapenalty.it è la mail. Abbiamo la pagina Facebook, Programma Penalty, e poi ovviamente il nostro muro sul sito www.programmapenalty.it. Per scrivere sul muro bisogna prima registrarsi e poi insomma commentare, suggerire, consigliare, eccetera, eccetera. Benissimo, grazie al nostro Salvo Angemi e a questo punto dobbiamo leggere subito la classifica, no, prima i risultati del girone C del campionato di promozione. Va bene, vai Giada. A Belpasso a Giranissoria 1-0. A Mili Marina, Pistunina, Fiume Freddese 1-0. A Castiglione di Sicilia, Randazzo, Real Belpassese 1-2. A Santa Venerina, Real Giarre 1-4. A Calascibetta, San Sebastiano, Via Grande 1-1. A Catania, Scommettendo, Riviera dello Stretto 1-3. A Santa Teresa di Riva, Sportinsieme, Nicosia 3-1. A Troina, Enna 1-0. Beh, una classifica abbastanza ingarbugliata, abbiamo in testa il Belpasso con la Real Belpassese con 13 punti, ma diamo la lettura perché è veramente un girone molto ingarbugliato. Vai. Belpasso e Real Belpassese in vetta con 13 punti, seguiti da Real Giarre 11, a Giranissoria, San Sebastiano, Riviera dello Stretto, Pistunina 9 punti, Randazzo e Via Grande 7, Fiume Freddese, Nicosia, Real Santa Venerina 6 punti, Troina e Sportinsieme 4, Enna 0 e chiudiamo con Scommettendo -1. Ricordiamo che Enna e Scommettendo hanno un punto di penalizzazione. Alessio, io ho l'impressione che questo sarà veramente, insieme al girone D, il girone più ingarbugliato, no? Sì. Perché indubbiamente questo derby tra Belpasso e Real Belpassese è un derby che ci porteremo probabilmente sino alla fine del campionato. Probabilmente sì, infatti sono due squadre che camminano a braccetto. Oggi hanno vinto entrambe, il Belpasso rispettivamente con la Giranissoria per 1-0, mentre a Randazzo ha vinto la Real Belpassese. E abbiamo anche delle immagini che adesso la regia ci può mandare in onda, appunto della vittoria della Real Belpassese 2-1 nel difficile campo di Randazzo. Infatti non è facile vincere in campi come questi. Ci sono infatti dei campi dove è quasi impossibile vincere, ne cito alcuni come Villafranca, sì, anche il San Gregorio stesso, sono campi ostici e Randazzo è uno di questi. Farei anche attenzione alla vittoria esterna del Real Giarre per 4-1 contro il Real Santa Venerina, una vittoria che rilancia la formazione giarrese al secondo posto proprio alle spalle dei due Belpasso. Il presidente sarà contentissimo perché ha una grande voglia di fare campionati che insomma, lo portano in prima fila. Sì. Nel frattempo possiamo vedere ancora le immagini della partita Randazzo-Real Belpassese. Dimmi Salvo. Niente, è arrivata una mail simpatica, insomma, da Pippo65, dice: ma la Scommettendo di quale paese è? Sono sconvolto. La Scommettendo è di Catania. È di Catania. Tra l'altro la Scommettendo non sta attraversando un buon periodo. Comunque il presidente Franco Nobile ha rassicurato un po' tutti dicendo che non c'è area di smobilizzazione. Questo è importante, Si andrà avanti, stanno cercando di ricostruire, di fare quadrato attorno alla società, proprio come è stato fatto qualche settimana fa nel Mascalucia. Ma come mai si chiama Scommettendo? È proprietà di sponsor, qualche negozio? È uno sponsor
scommesse appunto... Pensavo di fosse un Catania, negozio che si era fatto la perché squadra personale. il co-presidente Sì. ha la scommettendo proprio, Ah, il locale proprio, della scommettendo delle direttamente, scommesse, era in socio con Franco Nobile, quindi per questo. Bene, sei informatissimo. Ma sì, complimenti, conosco a San Franco Paolo Nobile, che è un Citiamo. personaggio. È vero, quindi è vero, è vero, è qualcosina vero. la so. Insomma, Real Belpassese, Belpasso, in questo momento in vetta portano in alto il nome del paesino di Belpasso. Assolutamente sì. Siamo contentissimi. Proseguiamo, adesso parliamo del girone D e a te la parola Giada, abbiamo chiaramente risultati e classifica. A Siracusa, Rarinantes, San Pio X 0-1. A Mascalucia, Real Ragusa 2-1. A Scordia, Santa Croce 2-1. A Siracusa, Ellenica, Enzo Grasso 0-0. A Niscemi, Real Niscemi, Atletico Catania 0-0. A Licata, Sant'Angelo Licata, Città di Augusta 1-1. A Scicli batte Aci San Filippo 3-1. A Sant'Agata dei Battiati, Sporting Battiati, Caltagirone 0-0. La vittoria dello Scordia nei confronti della squadra ostica del Santa Croce porta la squadra appunto catanese in vetta in questo girone D del campionato di promozione. Ma guardiamo la classifica. Scordia in vetta con 13 punti, Atletico Catania e San Pio X 11, Sporting Battiati, Sant'Angelo Licata, Città di Augusta 8 punti, Santa Croce, Caltagirone e Scicli 7, Aci San Filippo 6, Real Ragusa, Enzo Grasso 5 punti, Ellenica 4, Rarinantes e Mascalucia 3, chiude Real Niscemi 2. Nel frattempo possiamo far partire le immagini della bella vittoria della squadra di Mascalucia nei confronti del Real Ragusa. È stata una partita difficile, una partita dove la squadra appunto di Mascalucia ha messo in campo tanto orgoglio ed il presidente Spina è molto contento. Hanno giocato sabato, l'ho sentito radioso perché ha detto da oggi forse ricomincia per noi il grande momento positivo. Assolutamente sì, il Mascalucia ha meritato la vittoria tutto sommato, ha messo in campo tanto orgoglio e voglia di riscatto, infatti i 0 punti in classifica non rispecchiavano il reale valore della squadra. Oggi sabato è arrivata la vittoria contro il Real Ragusa, sì, che colleziona a sua volta la seconda sconfitta consecutiva dopo quella contro l'Atletico Catania. Sì. Poi sottolineerei anche la vittoria esterna della San Pio X che con un gol di Ranno espugna il campo di Siracusa della Rarinantes aggrappandosi al secondo posto e agganciando l'Atletico Catania a 11 punti. Discorso invece diverso per lo Scordia che mantiene la vetta con 13 punti, vince per 2-1, quindi la squadra di Natale Serafino conferma questa leadership. E questo è importante, no? Perché insomma dietro c'è una buona organizzazione a Scordia, lo dicono in tanti, non so se voi me lo potete anche confermare. Ma quando c'è organizzazione i risultati prima o poi arrivano. Ma poi hanno anche un bel pacchetto offensivo, infatti c'è sempre il sempreverde Monteleone, l'immortale. E poi hanno anche 2 attaccanti senegalesi, Ousmane e l'altro che non ricordo, che hanno davvero una grossa forza fisica e quindi danno un certo spessore in attacco. Qualche altro uomo di esperienza come Costanzo. Certo, Serie D per tanti anni. Certo. Nome importante, l'esperienza in campionato così particolari come quello di promozione fanno tanto. Io adesso vi faccio vedere, la regia sicuramente sarà già pronta, alcune immagini invece del pareggio dello Sporting Battiati nei confronti dell'Aquila Caltagirone. Sì. Partenza ottima della squadra di Luca Di Gregori, adesso da qualche settimana qualche problemuccio. Che succede a Battiati? Diciamo che era preventivabile questo calo, infatti lo Sporting Battiati non è stato costruito per vincere il campionato, l'obiettivo primario è la salvezza, quindi la squadra è stata allestita per una salvezza, così come è stato allestito il Caltagirone. Infatti il pareggio rispecchia, diciamo, tutta la potenza di tutte e due le squadre. Certo. Campionato di promozione C e D, difficile, lo abbiamo detto, è
siamo convinti che quest'anno sarà veramente ancora più difficile rispetto allo scorso anno. Chi vedi favorito in questo girone? Lo Scordia oppure qualche altra squadra? Salvo. Lo Scordia, secondo me. Lo Scordia è attrezzato per vincere il campionato. Mentre invece la Sampio come la vedi? Ma la Sampio, sai, è uno squadrone, perché c'ha giocatori che sicuramente possono andare in categorie superiori, c'ha un parco di attaccanti incredibili. È vero. Però sai, poi non vorrei che alla lunga tutti questi attaccanti, tutti questi giocatori importanti, ci sia un po' di scompiglio all'interno dello spogliatoio e quindi la cosa non potrebbe andare alle lunghe. Giuseppe, invece tu conosci qualche giocatore di questo girone del campionato di promozione tra Scordia, Sampio, Atletico Catania? Io punterei sulla Ci San Filippo. Sulla Ci San Filippo. Conosco i giocatori e il mister Marchetti che negli ultimi 2 anni ha vinto campionati importanti. Secondo me è una buona squadra, poi magari stanno avendo dei problemi, qualche problemuccio, però penso che alla lunga anche loro potranno dire la loro. È vero. Salvo, ti vedo indaffarato con la tastiera, vuol dire che è arrivata qualche email importante da comunicarci? Una che ci commenta il pessimo campo di Battiati, dice a Battiati c'è un campo pessimo, allagato ed in uno stato pietoso. E invece un altro che si ricollega a quello che dicevi tu sul giocatore Monteleone, che diceva Alessio, Monteleone è una certezza, tira tutta la squadra. È vero. Bene, allora prima di chiudere questa parentesi e congedare anche i nostri 2 ospiti, dobbiamo parlare con Salvo Arcidiacono soprattutto di questo evento che l'Associazione Italiana Allenatori, il Comitato Provinciale di Catania soprattutto, ha organizzato. Intanto cosa succederà lunedì? Sì, allora innanzitutto premetto, Ettore, è importante per noi dell'associazione ringraziarti tu dai sempre spazio a noi come associazione. Da ex allenatore forse. Bravo, tra l'altro ho saputo che hai fatto anche una rubrica per gli allenatori e questo è un bando partirà la prossima settimana e si chiama Siamo tutti allenatori e appunto ogni mese presenteremo un allenatore con un'intervista particolare. Una bellissima cosa. Niente, per quanto riguarda l'evento di domani, di lunedì 8 ottobre 2012 alle ore 19 presso l'Ora Luxury Hotel, è un evento dove appunto lo possiamo suddividere in 4 momenti. Il primo momento è l'assemblea degli allenatori, l'assemblea generale degli allenatori, dove c'è l'apertura dei lavori con il discorso del presidente Marletta, ci sarà la nomina del presidente, del segretario, ci sarà la nomina della commissione verifica poteri e ci sarà anche l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo 2011-2012. Bene, e questo è importante. E questo è importantissimo. Ci sarà la seconda parte che sarà quella dedicata alla prima parte della premiazione ti spiego di che cosa. In pratica premieremo gli amici dell'AIAC, i giornalisti, gli arbitri, gli assistenti e una novità di quest'anno è i cameraman. Perché sono quelli che stanno sempre dietro le quinte, ma che devono essere premiati. Se mi permetti io posso anche nominare chi viene premiato. Questo è lo spazio che noi dedichiamo volentieri all'Associazione Allenatori. Grazie. Allora, come amici dell'AIAC premiamo Nino Pulvirenti, presidente del Calcio Catania, Salvo La Rosa, presentatore della fortunata trasmissione d'Insieme, salutiamo Salvo, ed Enzo Pariale, il direttore dell'Ora Luxury Hotel, che gentilmente ringraziamo noi dell'associazione perché ci ha concesso questo evento in quella Lo ringrazio anche di persona magnifica. perché anch'io sono un associato dell'associazione. Come giornalisti abbiamo premiato Paolo Boccaccio della Sicilia. Salutiamo Paolo. Alessio Di Mauro che è qui con noi. Poi ce lo giochiamo in casa, no? Alessio Di Mauro. Sembrava anche giusto. È giusto. Angelo Gagliano di Telecolor, Valeria Maglia, direttore di Teleionica, Lusi Gullotta di Antenna Sicilia anche e Peppe Di Stefano di Sky. Li conosciamo tutti. Per quanto riguarda i cameraman premiamo Milazzo Filippo di Telecolor, Federica Lecci di Teleionica e Salvo Saia di Antenna Sicilia. Bene, benissimo, Per complimenti. quanto riguarda gli arbitri, gli assistenti della sezione di Catania premiamo Castello Domenico e Conti Nicolò, come assistente invece Fragetta Roberto. Per quanto riguarda la sezione di Cireale premiamo Marco Mirabella, Riccardo Leotta e come assistente Giuseppe Nucifora. Chissà mai se ci sarà un premio poi dedicato anche alle trasmissioni sportive. Ma questo cercheremo anche di entrare in futuro nomination. è già previsto. Tra l'altro quest'anno abbiamo introdotto una nuova categoria, perché visto che
questi allenatori venivano premiati ogni anno, abbiamo detto ma perché non premiare la società? E parlo della Meridiana. Sì. La Meridiana ha vinto tantissimi campionati giovanili, tra i più importanti sono Sei Bravo a Scuola Calcio e il torneo Gazzetta Cup. E un complimento particolare va a Giovanni Ioculano, che tra l'altro è veramente la mente di questo grande progetto di che è la questo Meridiana. Meridiana. Bene, ricordiamo di nuovo l'appuntamento, quindi Sì, ingresso libero. Scusami un attimo perché è importantissimo Sì. questa parte, la terza parte è l'elezione del Presidente. Giustamente. Quindi l'elezione del Presidente dove ci sono due candidati che sono il Presidente Renato Marretta attuale e Salvatore D'Arrigo. Sì. Quindi ci sarà uno scrutinio segreto, gli allenatori, solamente gli associati possono votare, chi non è associato può farlo benissimo venendo lì al loro hotel, si associa e naturalmente può partecipare all'elezione. Per essere associati però bisogna avere il patentino. Bisogna essere. E l'ultima Sottolineiamo. parte, per chiudere il discorso, è quella dei tecnici. Verranno premiati i tecnici che si sono particolarmente distinti. Della stagione passata. Ma non solo, perché premiamo un tecnico della nuova Vizzini, che è io definisco un Sir Alex Ferguson dei dilettanti, perché ha 18 anni che è tesserato con la stessa società. Oh, che bene! Quindi... Bello. Ho visto che hai anche la locandina, Sì, così la un locandina attimo la giro, per far sì che anche chi a casa può vedere così minima parte quello che succederà appunto lunedì a partire dalle ore 19. Complimenti, buon lavoro, perché l'associazione deve sempre fare sempre attenzione su tutto, soprattutto sui regolamenti che spesso e volentieri ogni tanto vengono falsati. I regolamenti tecnici, non... Ma sai Ettore, stiamo cercando di far alzare il livello della nostra associazione, perché quel problema che c'è stato, e tra l'altro uno dei problemi che stiamo combattendo è la sponsorizzazione, che l'allenatore si sponsorizza, quindi stiamo cercando di combattere e andare contro queste... È un'altra battaglia che bisogna fare, soprattutto mi rivolgo al presidente prossimo che verrà eletto, è quella di riuscire a portare anche nel settore dilettantistico la panchina lunga, perché così si escludono pochissime persone nella rosa. E sai, questo è un dato di fatto importante, però si deve andare a discutere. Però è importante, nelle sedi bisogna farsi promotori. Prendiamo spunto dalla tua idea e cercheremo di portarla avanti. Benissimo, perfetto. Allora io ti auguro buon lavoro, Salvo, a te e a tutta l'organizzazione dell'Associazione Allenatori del Comitato Provinciale di Catania. Ringraziamo anche Giuseppe Savanarola, un in bocca al lupo per le prossime 2 impegnative partite, perché sono 2, dicasi 2, sperando magari quanto prima di avere il vostro mister anche ospite qui a Penalty. Buon lavoro anche a voi, a tutto il gruppo di Paternò. E adesso il benvenuto a chi? Ai nostri 2 collaboratori fissi, che sono giustamente Luca Lovisi e Dario Giuffrida, che ritorna comunque. È un bentornato. È un bentornato a Dario. Mentre invece salutiamo per la prima volta Santino Torre del Calatabbiano di seconda categoria. Ma dire seconda categoria per Santino Torre è secondo me molto riduttivo. Perdonami Santino, la tua carriera ci fa immaginare comunque palcoscenici anche più interessanti, senza nulla togliere a Calatabbiano, dove adesso comunque stai vivendo una nuova avventura, chiamiamola così. Che dici Santino? Sì, beh, ormai quello che è passato, ora siamo a Calatabbiano e cerchiamo di divertirci. Campionato di seconda categoria che è partito questa settimana e che avete vinto tra l'altro al debutto, complimenti. Con Santino parleremo dopo del campionato di seconda categoria, anche se con lui insomma avremo modo anche di parlare di tante altre cose, non soltanto proprio del campionato di seconda categoria. La parola invece la diamo subito a Luca Loisi che ci fa il quadro completo dei gironi di prima categoria, che non trattiamo direttamente con risultati e classifiche, però chiaramente diamo un aggiornamento completo. Partiamo dal girone A, il girone trapanese, dove troviamo un quartetto in testa con 7 punti, ovvero il Città Isola delle Femmine, il Favignana, il Paceco e il Castellammare del Golfo, subito seguite dal Borgata Terrenove che batte 3-1 il Donorione, arriva a 6 punti ma deve recuperare la partita con Lampedusa e quindi potrebbe essere a punteggio pieno. Girone A questo. Sì, nel girone B, misto Messina-Palermo, abbiamo anche qui 4 squadre in testa alla classifica, ovvero Mistretta, Acquedolcese, Stefanese e Campofelice, che batte 4-2 Ciminne e lo scavalca in classifica. Nel girone C, che è tutto messinese invece abbiamo una sola squadra al comando a punteggio pieno, la Futuro Brolo, che si impone
per 2-1 contro l'iniziativa di San Piero Patti, e così distacca in testa il Sinagra, fermato sull'1-1 Oliveri. Nel girone D invece cosa è successo? Nel girone D invece troviamo il Furci che si isola in testa alla classifica grazie alla vittoria per 4-2 a Milo, stacca Santa Teresa e Sporting Taormina che nello scontro diretto pareggiano 1-1 e approfitta del turno di stop forzato della Messana, la cui partita in Nizza di Sicilia è sospesa durante l'intervallo per un malore all'arbitro sul punteggio di 0-0. Spero che non succeda niente tutto di grave. Bene, ci sono stati degli accertamenti, l'arbitro si è ripreso. Perfetto. Ed infine il girone H, che è quello che riguarda Caltanissette e Agrigento. Caltanissette e Agrigento, tanti pareggi in questo girone, infatti dopo 3 giornate la capolista ha soltanto 6 punti e il Real Unione che ha battuto 2-1 il Città di Canicattì e conduce la classifica con un punto di vantaggio sulle 2 squadre di Racalmuto, la Libertas e lo Sporting. Hai avuto soltanto 2 minuti per imparare tutto a memoria, come hai fatto non lo sappiamo. Complimenti al nostro Luca Luisi. Adesso vediamo un pochettino il girone E, quello catanese, con i risultati e la classifica e poi giustamente anche con il commento di Luca Luisi. A te la parola, Giada. A Bronte Real Paternò 5-1. A Maletto Valverde 1-0. Ad Aci Catena Dacca Real Aci 1-3. A Gravina di Catania Gravina Maniacese 2-0. A Mister Bianco Lineri Mister Bianco batte Belpassese 3-1. A San Giovanni La Punta Cometa Biancavilla 0-1. A Trecastagni Atletico Pedara 0-1. Sono 2 le squadre in vetta in questo girone, 2 squadre che hanno vinto tutte le 3 partite sin qui disputate, ovvero Real Aci e Atletico Pedara. Ma guardiamo la classifica. Real Aci e Atletico Pedara sono in vetta con 9 punti, seguiti da Gravina 7 e Real Paternò 6. Bronte, Cometa Biancavilla e Lineri Mister Bianco 4 punti, Maletto, San Giovanni La Punta 3 punti, Valverde, Maniacese e Trecastagni 2, Belpassese, Dacca 1. Allora, nel frattempo che Luca ci dà il quadro completo del girone E dal punto di vista tecnico, possono già partire le immagini della vittoria del Gravina nei confronti della Maniacese, che era venuta qui comunque nel catanese, in quel di Gravina, comunque per cercare di fare punti, ma è andata male. Il Gravina, insomma, i punti se li è portati per intero lui. Sì, un'ottima vittoria per il Gravina che ha iniziato bene il campionato a 7 punti dopo 3 partite, è seconda dietro alle 2 capoliste Real Aci e Atletico Pedara che sono a punteggio pieno e inoltre ha anche superato il primo turno di Coppa Sicilia nel quale era impegnato in un triangolare con la Cometa Biancavilla e Real Paternò. È stato proprio il Gravina a spuntarla, a vincere il mini girone e a passare al turno successivo. In quest'ottica è importante la sfida della settimana prossima quando saranno di fronte la capolista Atletico Pedara e proprio il Gravina che dista solo 2 lunghezze. Gravina che è una squadra importante, Santino Torre, una società che comunque ha un blasone importante, ha fatto l'interregionale, vederla adesso in prima categoria insomma dispiace un pochettino, anche se poi bisogna fare i conti con la realtà economica di qualsiasi società. No, anche a me dispiace tantissimo, anche perché se non sbaglio è la società di Montalto, sì, Lorenzo, sì. Lo saluto, è un ottimo amico mio e mi dispiace anche perché la seguo con grande interesse. Speriamo che si possa risollevare comunque. Spero di sì, perché Lorenzo sa fare calcio, perciò è vero. Credo che sia di passaggio, dai. Va bene. Ma il signor Torre ha qualche parentela, qualche legame di parentela col famoso giocatore ex Acireale? Sono io. È lui, è il mitico Santino Torre che insomma non ha giocato soltanto nella Cirea, ha giocato anche in altre squadre dove comunque il suo nome è stato sempre molto importante. Quindi come vedi oggi abbiamo... Adesso però dobbiamo guardare avanti. Sì, dobbiamo guardare avanti, però io ricordo con entusiasmo i suoi magnifici gol, insomma. Ringrazio. Ne hai fatti parecchi, devo dire. Okay. Girone F, parliamo del girone Catania-Siracusa, risultati e classifica. Giada, siamo pronti? Perfetto, vai. A Militello, Atletico Militello, Sporting Barriera 2-1. A Barra Franca, Barese, Sporting Catena Nuova 3-0. A Castel di Iudica, San Michelese 1-2. A Catania, Massimiliana batte Carlentini 4-2. Ad Augusta, Megara Augusta batte Junior Ramacca 2-1. A Raddusa,
Sanconitana Mirabella 1-1. A Valguarnera, Valguarnerese e Picanello è stata sospesa. San Michelese in vetta con 3 partite e 3 vittorie, ma la classifica comunque è abbastanza corta, guardiamola insieme. A te Giada. San Michelese 9 punti, Atletico Militello e Barrese 7, Massimiliana Megara Augusta 6 punti, Sporting Barriera, Sporting Catenanuova, Sanconitana 4, Carlentini 3, Junior Ramacca 2 punti, Valguarnerese, Castel di Judica e Mirabella 1. Per ultimo il Picanello con 0 punti. Picanello e Valguarnerese hanno una partita in meno. Allora, prima di parlare con Luca Loisi su questo girone dove appunto c'è una certa confusione nella zona alta, guardiamoci il servizio di Alessio Di Mauro sull'incontro vinto dalla Massimiliana nei confronti del Carlentini. Una bella e brava Massimiliana si sbarazza facilmente di un Carlentini troppo rinunciatario, battendolo per 4-2. Un primo tempo da cineteca consente ai ragazzi allenati da Antonio Costa di mettere al sicuro la partita, con il tridente d'attacco composto da Ruggeri, Razza e Barbagallo che ha messo in mostra qualità e cinismo sotto porta. Gli avversari invece sono sembrati poca cosa di fronte a questa Massimiliana, riuscendo a creare qualche pericolo solo nella ripresa, quando ormai le sorti del match erano definite. I locali impiegano solo 60 secondi per trovare il vantaggio. Barbagallo lascia partire un gran tiro da fuori area che si stampa sulla traversa. Sulla ribattuta di testa Razza spedisce il pallone in rete. Al settimo Barbagallo viene pescato da Catania sull'auto di destra. L'attaccante salta Restuccia, entra in area e batte Siciliano con una perfetta staffilata rasoterra sul secondo palo per il gol che vale il 2-0. Al 29esimo continua lo show di Barbagallo che tutto solo davanti al portiere calcia a botta sicura, ma stavolta è il palo a negare la gioia del gol. Lo stesso attaccante si riscatta poco dopo, Razza recupera un pallone a centrocampo e serve Barbagallo in area, che salta un avversario e batte Siciliano in uscita per il 3-0. La Massimiliana continua a giocare e cade il poker al 39esimo con Toscano, abile a ribattere a rete una respinta del portiere ospite su tiro di Razza. Nella ripresa i locali abbassano il baricentro ed è il Carlentini a rendersi più pericoloso in avanti, trovando la rete del 4-1 al 59esimo con un tap-in di Cammarata dopo una respinta di Turcis su tiro di Spataro. Sul finale di partita il Carlentini trova il gol del definitivo 4-2 con Miceli che colpisce al volo un cross dalla sinistra di Sparagnini spedendo la palla in rete. La Massimiliana dà continuità alla vittoria di Coppa di mercoledì. Che sia l'inizio di una rimonta? Questo sarà il campo a dirlo. Massimiliana vincente, 30 secondi per commentare questo girone catanese. Sì, la San Michelese rimane in testa alla classifica a punteggio pieno grazie alla vittoria di Castel di Judica. Seguono l'Atletico Militello che si impone 2-1 sullo Sporting Barriera e la Barrese 3-0 sul Catenanuova. In questo girone Valguarnerese Picanello è stata sospesa, pare, per delle intemperanze tra i giocatori in campo. Quindi Picanello, che rimane con una partita in meno, potrebbe anche essere data persa a entrambe la partita. Inoltre il Picanello ha già perso in settimana 3 punti a tavolino. La vittoria 4-2 con la Massimiliana è stata trasformata in 3-0 per la Massimiliana perché il Picanello aveva schierato un giocatore squalificato. Succede in questi campionati, però bisogna fare molta attenzione. Sì. Segnalazione su Facebook da Aldo Musumeci. Sì, allenatore del Militello, Sporting Militello. Ci dice che l'Atletico Militello ha fatto ricorso per la partita di domenica scorsa contro il Ramacca e attende i 2 punti che lo porterebbero a punteggio pieno. Sì, ho sentito appunto Aldo Musumeci la scorsa settimana che mi ha detto che la squadra avversaria ha commesso un errore tecnico per un minuto, soltanto per un minuto, erano senza giocatori juniores in campo e quindi per regolamento probabilmente perderanno la partita, ma aspettiamo chiaramente responso da parte della federazione. Chiudiamo il tabellino del campionato di prima categoria in maniera molto veloce perché dobbiamo parlare della seconda, perché c'è Santino Torre, poi c'è anche Dario che poi dice che non gli diamo mai spazio. Chiudiamo con il girone G. Girone G, schermata con i risultati e la classifica. Ad Acate New Team Ragusa 1-1. A Canicattini Bagni, Canicattini Sporting Priolo 4-0. A Frigintini Percicli 2-1.
A Marina di Ragusa, Sporting Eubea 2-1. A Santa Croce Camerina, Nuova Camarinense, Pachino 1-3. A Ragusa, Orsa Ragusa, Netina 4-1. A Melilli, Rinascita Melillese, Belvedere 1-1. Abbiamo in testa più di una squadra, Luca. Sì, abbiamo 3 squadre, Rinascita Melillese e Belvedere, che hanno pareggiato 1-1 nello scontro diretto di sabato e sono state agganciate in testa dall'Orsa Ragusa, che ha travolto la Netina 4-1. Non ne ha approfittato invece la Camarinense, sconfitta in casa 3-1 dal Pachino, ed è stata agganciata alla seconda posizione da Marina di Ragusa e Canicattini Bagni. Perfetto, come al solito sempre molto chiaro e preciso. Ci fermiamo, abbiamo l'ultimo break pubblicitario, dopodiché grande finale con il campionato di seconda categoria e con il nostro ospite Santino Torre. Tra poco di nuovo qui a Penalty, tutto il calcio di cui il calcio vero non parla mai. L'appuntamento di Penalty ogni domenica in diretta alle 19 su Sesta Rete di Catania, canale 215 del digitale terrestre. Siamo in replica alla stessa serata della domenica dopo le 23, in replica anche nella mattinata intorno alle 8-8:30 del lunedì. A questo punto parola a Dario, perché abbiamo da parlare del campionato di seconda categoria, che è partito ufficialmente praticamente questa domenica. Esatto. Quanti gironi abbiamo? Abbiamo 3 gironi, il girone del Messinese, il girone del Catanese, quello che il Catanese condivide con il Siracusano. Primo giorno di scuola per la seconda categoria, si è ben comportato il Calatabbiano, abbiamo qui il nostro ospite a cui faccio i complimenti. Girone F. Girone F, è stata una partenza col botto, ben 4 reti in casa dell'Atletico Taormina. Quindi veramente guardiamo il tabellino, Dario, così poi ne possiamo parlare insieme. Allora, Giada, il tabellino con i risultati della classifica del girone F della seconda categoria. Siamo pronti? Possiamo vederli insieme allora. Atletico Taormina Calatabbiano 1-4. Giardini Naxos Sparagona Santa Teresa 2-2. Contesse Peloro Annunziata 3-3. Sant'Alessio Letoianni 2-0. Uscolo Pace Cariddi 1-2. Zafferia Sporting Club Giardini 1-0. La classifica la possiamo vedere, ma la commentiamo insieme al nostro ospite e naturalmente insieme a Dario. Quindi primo giorno di scuola, molte squadre sono in vetta con 3 punti. Ovviamente la classifica in questo momento non fa testo, c'è un gruppone di 4 squadre in testa alla classifica e ovviamente anche in coda alle corrispettive perdenti. Abbiamo già fatto i complimenti al Calatabbiano, appunto, che ha espugnato il campo dell'Atletico Taormina. Domenica amara anche per la Giardini Naxos del calcio, perché il Giardini ha pareggiato, mentre lo Sporting Giardini è stato battuto in trasferta, quindi poco da gioire da quelle parti. Mentre invece gioisce Santino Torre col suo Calatabbiano, che con una sonante vittoria probabilmente a questo punto dice a tutti: guardate che quest'anno il Calatabbiano non scherza, vuole tornare prepotentemente in prima categoria. Ho detto bene, Santino? O è uno slogan troppo forte? No, noi siamo partiti con l'intento di fare bene, sì, ma non con l'assillo di vincere. Dicono tutti così, Dario? No, noi siamo un gruppo di amici, paesani, abbiamo completato con qualche amico anche illustre, Maurizio Anastasi, Massimo Scrivano, l'allenatore Don Suso, che effettivamente sono di altre categorie, però umilmente mi stanno dando una mano a parametro zero, proprio a spese zero. Questo è insomma il motivo giusto del vero significato del dilettantesmo. Ogni settimana ci riuniamo, andiamo a mangiare come tanti amici, abbiamo un gruppo solo perché ci sono una decina di ragazzi proprio di Calatabbiano, tanti anni che giocano assieme, e questo mi ha attirato tantissimo. E diciamo che siamo la mina vacante del campionato, perché secondo me possiamo vincere con tutti e possiamo perdere con tutti. Più di una mina. Proseguiamo, abbiamo l'altro girone, il girone G, quello proprio prettamente catanese, dico bene, Dario? Sì, ovviamente c'è anche qualche presenza extra catanese, però è in prevalenza un girone catanese che vede guardiamo i risultati? Sì, guardiamo i risultati. Ottimo Zafferana, posso dire. Perfetto, ottimo Zafferana. Dopo Mila adesso c'è lo... No, non potrei mai. No, perché sennò ci si Diciamo confonde. Allora, i risultati del girone G. Aci Bonaccorsi, Aci Platani 3-1. Canalicchio, Città di Santa Venerina 1-1.
Libertas Cerami, Cesaro San Teodoro 4-2, Russo Sebastiano Real Adrano 1-0, Sant'Alfio Calcio Tre Messieri Etneo 2-1, Vittoria Zafferana 2-3. San Domenico di Vittoria. Santa Domenica di Vittoria. Hai detto bene, Zafferana a questo punto, espugnando il campo difficile del Santo Domenico di Vittoria. E in testa ovviamente insieme ad altre 3 squadre. È un girone che vede, ti dicevo prima non potrei mai, perché è un girone che vede le 2 rivali storiche, possiamo dire, di Milo e del Milo, Zafferana e Sant'Alfio, che hanno fatto comunque un ottimo esordio in questa stagione di seconda categoria. Una menzione anche per l'ACI Bonaccorsi e il presidente Nastasi, che fino alle ultime battute della scorsa stagione era in corsa per la promozione diretta. Ottimo successo, l'ho sentito anche abbastanza rilassato e soddisfatto. Presto l'avremo ospite, lo avremo sicuramente Nastasi. E poi anche una menzione per la Russo Sebastiano, che ha vinto questa partita molto combattuta con il Real Adrano negli ultimi istanti di gara. Calcio di rigore sbagliato, mischia in aria furiosa e poi un tap-in alto e angolato, quindi anche abbastanza questo è il vero sapore fortunato. del dilettantesimo, Esatto, della gioia punti. dilettantistica. Bene, chiudiamo con il girone H, a te la parola Giada e poi il commento finale insieme a Dario. Atletico Francofonte Scordienense 0-0, D'Agata Mister Bianco 1-3, Ferla Atletico Librino 0-1, Floridia Football Club Motta 3-0, Mario Rapsardi Florenza Calcio 1-2, Sporting San Paolo Sortino 1-0. In testa abbiamo chi in questo girone? Quelli che hanno vinto. Ovviamente in questo momento, ripeto, la classifica non fa testo, però abbiamo l'NB Mister Bianco in testa con 3 punti tra le altre, quindi bene le catanesi, anche l'Atletico Librino, un ottimo inizio. Stenta l'Atletico Francofonte, comincio dall'Atletico Francofonte che è stato bloccato in casa dalla Scordiense sullo 0-0 perché era una delle protagoniste dello scorso campionato di seconda categoria, ha combattuto anch'essa per i primissimi posti fino a qualche giornata dalla fine, adesso invece un inizio un po' ad handicap. Tra l'altro questa è l'unica squadra di Francofonte. Esatto. Quindi a dimostrazione che dopo i successi del passato ricominciare è sempre un po' difficile, no Dario? Diciamo che ricominciare, specialmente dopo un anno che ti ha illuso e poi ti ha riservato una delusione, può non essere semplicissimo. Quanto è importante ricominciare comunque e dire mai bisogna fermarsi, continuare a sperare e a credere in un progetto, Santino? No, è fondamentale, anche perché la mia scelta è anche in questo senso stata fatta proprio per questo, anche per recuperare un po' il settore giovanile, la scuola calcio dove Calatabbiano si stava andando perdendo, e quindi sto partendo proprio dai bambini dei 5-10 anni, abbiamo un progetto che io ci tengo tanto portare avanti. Certo. Giustamente, e il futuro poi futuro, volendo, sì, perché del paesino, se pensi che Calatabbiano realtà, fino a qualche anno fa aveva 150 ragazzi, adesso ce n'ha 20-30. Quindi bisogna veramente ricominciare da capo. Più giù non si può andare, credo stiamo mettendo le basi. E poi volevo, cioè per questi cambiati di seconda categoria, volevo dire una cosa. Sì. Ma st'arbitri senza guardaline, Santino, bisogna purtroppo capire io bene. Cerco di aiutarli, magari trovano grandi difficoltà, spesso e volentieri sono catapultati in certe situazioni dove la personalità manca e quindi soffrono. Vanno in difficoltà, guardaline, cioè, non dico. Però poi bisogna aiutarli soprattutto figure importanti quali sei tu, Anastasia e altri. Sì, ma non è facile. Non è facile. Ci sono certi campi un pochettino sono un po' difficili. particolari. Va bene, allora passerella finale per chiudere la nostra trasmissione, la parola diamo subito al nostro Salvo Angemi. Salvo, ultimi riferimenti da internet? Ultimi riferimenti da internet, salutano tutti gli amici di Calatabbiano al Mister Torre e poi ci chiedono qualche curiosità sulla Cibonaccorsi, che ha avuto un ottimo inizio di campionato. Benissimo, chi ci dà notizie sulla Cibonaccorsi? Sulla Cibonaccorsi avremo presto notizie proprio dal Presidente, ma che io sappia il Presidente si muove in maniera molto oculata e quindi non ci sono stati grossi stravolgimenti. Anche lo abbiamo fatto un amichevole, se volete. Infatti.
Va bene, allora salutiamo Santino, in bocca al lupo per la stagione, per la nuova avventura. Prego, grazie. Salutiamo anche il nostro Luca Loisi, non saluto Dario perché insieme a Dario adesso tra poco dobbiamo parlare della finestra sul calcio Catania, saluto comunque nel frattempo la nostra Giada. Un saluto a te Ettore grazie. e poi permettimi Sì. un saluto a tutti voi che ogni domenica ci fate entrare nelle vostre case, grazie davvero. Brava, sei proprio ad hoc con questa Perché battuta. mi sembra giusto. Brava. Adesso quindi parliamo del calcio Catania. È stata inaugurata praticamente la settimana scorsa questa finestra sul calcio che conta, quello vero come diciamo noi, e oggi c'è stata una partita importante in casa, la vittoria per 2-0 nei confronti del Parma. Io insieme a Dario voglio fare diciamo un quadro di questa bella vittoria comunque del Catania, Dario, perché comunque credo che abbiano fatto una buona partita di fronte a un Parma che forse ci si aspettava un po' più forte. Il Parma ci ha provato, diciamo, c'è stato un inizio di partita molto forte del Catania, è andato subito in rete con questo assolo di Gomez servito da Barrientos. È assolutamente fondamentale qui il ruolo degli esterni che si sono scambiati spesso. Il Parma ci ha provato perché ha giocatori di grande personalità come Amauri, però non è riuscito a essere concreto anche perché attaccanti come Mauri in questo momento hanno un po' le polveri e secondo me bagnate. forse al Parma mancava un attaccante come Berghessio. Mancava un attaccante sicuramente come Berghessio che spesso si fa apprezzare per le sue domeniche di sacrificio, però quando si sveglia diventa veramente fondamentale. Oggi Paletta ha avuto veramente grandissime difficoltà nel controllarlo, perché è stato veramente fortissimo, sgusciante, e poi ho visto un ottimo Almiron, forse la migliore partita della stagione sin qui disputata. Esatto, Almiron aveva bisogno di entrare assolutamente in condizione, ha cominciato a farlo con questa gara, è stato spesso criticato, qui stiamo vedendo il secondo gol di Berghessio che suggella questa lezione di tango come è stata suggerita dalla Gazzetta, visto l'1-2 argentino della squadra rossazzurra. Parlavamo di Almiron e anche di Ciccio Lodi che rende al meglio quando c'è un Almiron in forma al suo fianco, riesce a dare i tempi. Insomma, è stata una vittoria poi alla fine credo molto meritata. Una vittoria molto meritata che ci voleva davvero tanto perché la squadra veniva da un 4-0 inspiegabile contro il Bologna domenica scorsa, una squadra che in trasferta ha dei crolli abbastanza problematici. Il problema è che la prossima settimana c'è una partita difficile, quella contro l'Inter, quindi speriamo dopo che il mister lavori bene come del resto fa sempre ogni settimana. Ma sai, io personalmente mi preoccupo un po' meno dell'Inter, un po' più di squadre di questo calibro, perché il Catania ha dimostrato di interpretare sempre con grande personalità le sfide ad alta quota, cercando di imporre il gioco. Contro l'Inter ovviamente sarà difficile, si va a San Siro, però sarebbe utilissimo, sarebbe veramente ancora meglio vedere un Catania che riesce a far punti fuori casa con squadre come il Parma o come il Bologna. Ottima la tua analisi, abbiamo quindi chiuso con la finestra dedicata al calcio Catania questa nuova puntata di Penalty che chiaramente ritornerà fra 7 giorni precisi sempre qui in diretta su Sesta Rete di Catania a partire dalle ore 19. A tutti il buon proseguo, arrivederci.